Aspetta, no, velocissima, perché mi è piaciuto tanto anche questo personaggio, perché sai che Singano va molto a pelle, va molto a simpatia. Singano ha veramente lanciato tanti di quei libri perché riteneva indegni gli autori di essere letti. Perché ho apprezzato così tanto Cartesio? Non tanto particolarmente per le sue riflessioni sulla vita, su Dio, sull'esistenzialismo, bensì per una sua bellissima frase che hai sentito ripetere più volte anche da me, che lui dice: attenzione, io non sono nessuno, sto sperimentando delle cose, dei ragionamenti, attenzione, gran calma. Io sto sperimentando, non è assolutamente detto che queste cose siano legge. Io, come dicevano, anche il buon De André diceva sempre, non ho la verità in tasca, no? Quindi non pretendo assolutamente che siano leggi, anzi, ti dirò di più, proprio da persona intelligente sconsiglio chiunque a seguire la mia strada. Semplicemente sto raccontando la mia storia, ossia il mio punto di arrivo e il percorso che ho fatto per arrivarci. Capirai poi che il percorso fatto per arrivare a una qualsiasi cosa è estremamente soggettivo, motivo per cui anche il buon Cartesio diceva: attenzione, non imitatemi. Buongiorno Italia. Questa può essere pesantina, ascoltiamola lentamente. In seguito, esaminando con attenzione ciò che ero e vedendo che potevo fingere di non avere un corpo e che non esistesse il mondo e neppure il luogo dove mi trovavo, ma non per questo potevo fingere di non esistere. Anzi, per il fatto stesso che pensavo di dubitare della verità delle altre cose, ne seguiva in maniera assai evidente e certa che esistevo. Mentre, se solo avessi smesso di pensare, anche se tutto il resto che avevo immaginato fosse stato vero, non avrei avuto alcuna ragione di credere di essere esistito. Da ciò conobbi che ero una sostanza la cui essenza o natura è tutta e solo quella di pensare, e per esistere non ha bisogno di nessun luogo e non dipende da nessuna cosa materiale. Il ciccio pasticcio che ha appena parlato è Cartesio, nel suo trattato che era una visione del mondo, una sua interpretazione del mondo chiamata Discorso sul metodo. No, non sto facendo robe strane, stavo puzzando il tè. È un discorso che ha un che di orientale, come filosofia e meccanica di pensiero, perché se analizzi un po' le culture più che le religioni orientali, girano tutte attorno all'impermeabilità dell'anima intesa da un punto di vista cattolico, ossia del mantenimento di questa nostra individualità, ossia dell'ego, e per ego si includono anche i ricordi, no? Tutto il bagaglio, quindi non solo gli oggetti ma tutte le esperienze e i ricordi, no? In quanto parte della mente. Potrebbe essere anche stato influenzato l'amico qui, perché raccontava spesso dei suoi viaggi intorno al mondo. Non ho mai letto di posti quali Tibet e India, però se non erro ha menzionato più volte ad esempio la Cina, no? E vedi, questo è l'assurdità, no? Dei condizionamenti che li senti spesso menzionare su questo canale, no? Perché lui protraeva come regola fondamentale di questo suo metodo il non condizionamento dalle informazioni e dalle culture ereditate dalla società in cui uno vive, quindi ovviamente la posizione geografica e non meno importante anche il tempo, no? Però sai, io dico sempre che quando tu ascolti un qualcosa, no? Sperimenti un qualcosa, questa cosa ti entra dentro, e ti entra dentro cosa significa? Che viene immagazzinata a livello inconscio molto profondo, quindi tu non credi a livello razionale superficiale che sia una cosa tua che ti appartenga, addirittura puoi benissimo anche essere convinto di averla dimenticata, ok? Però silenziosamente, molto silenziosamente, nel corso degli anni
poi questa informazione, questa meccanica di pensiero, questo ragionamento si agglomererà assieme ad altri tuoi ragionamenti, ossia ti condizionerà, perché i tuoi futuri ragionamenti che tu credi siano tanto tuoi in realtà poggiano su una base ereditata, in questo caso la cultura orientale. Io qui non dico che ci metterei la mano sul fuoco, però magari insomma un'unghietta sì ce la metterei. Mi è piaciuto questa sua affermazione, no? che diceva che lui credeva che viaggiare in giro per il mondo gli avrebbe consentito di capire il senso della vita, il senso dell'umanità. È una cosa che successivamente ha smentito dicendo che il vero viaggio era quello interiore, quello dentro se stesso, però attenzione, in realtà, secondo me ovviamente, ricadiamo sul discorso di prima, ossia che ogni cosa per essere tale, per essere così elevata, ha bisogno di tanti altri mattoncini dove appoggiarsi. Quindi lui, viaggiando in giro per il mondo, ha potuto percepire che c'erano delle cose, prendiamo ad esempio le morali o le mode, le usanze, i costumi, che non avevano un giusto o un sbagliato, in quanto, come spesso mi senti dire magari su Facebook, una cosa vista da qui seduto ora cambia completamente, radicalmente quando sconvolgi la variante dello spazio-tempo. Ossia, adesso ti faccio volutamente un esempio molto sciocco e futile per capire bene questa cosa. Io penso ora, qui in Italia, anno 2020, che indossare i pantaloni a zampa di elefante sia una cosa ridicola e insensata, in quanto se lo fai sei uno strafattone, uno che segue comunque una sorta di moda, ok? Attenzione, spostiamoci indietro negli anni 60, magari spostiamoci anche in America, dove questa moda aveva preso un po' più piede, no? La moda delle pantaloni a zampa di elefante, no? Perdonami l'esempio, ma è facilmente coglibile. Lì, se tu ti sposti con la mente e l'immaginazione in quegli anni e in quel luogo, la tua idea, la tua interpretazione, la tua visione di quei pantaloni sarebbe stata completamente diversa, perché innanzitutto li avresti percepiti come fighi, perché veramente il senso estetico dei costumi in quell'epoca faceva sì che il pantalone a zampa di elefante era una cosa molto bella, mentre altri tipi di pantaloni erano da sfigati, erano da conformisti, eccetera, 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 no? Contemporaneamente, e questa è un'altra cosa carina in cui soffermarci prima di andare via da questo discorso, è il fatto che tu, in quegli anni 60 in America, c'eri dentro, era il tuo presente e quindi non ti sentivi parte di un qualcosa di diverso, di strano, ossia di una minoranza, perché lì cade il tutto. Tu eri parte di una maggioranza, o perlomeno la tua fascia sociale, ossia i ragazzi della tua età, no? Della tua età, perché nell'immaginario di questa storiella si immagina un ragazzo tipo dai 20 ai 30 anni circa, no? E quindi era tutto normalissimo, però torna indietro in Italia e vai avanti di 40-50 anni, accidenti, non sono più fighi quei pantaloni là, non sono più corretti. Lo stesso vale anche per le morali, per quanto il buonsenso dovrebbe essere, buonsenso è la capacità di discernere il giusto dal sbagliato, per quanto dovrebbe essere intriso nel DNA di ogni essere umano, quindi essere un qualcosa di assolutamente spontaneo e omogeneo in tutte le creature della terra, in realtà vedi che persino la morale cambia nel corso dei millenni e nel corso dei chilometri. Ti facevo l'esempio, no, quella volta che parlavo della Chiesa dell'Inquisizione, cioè perché la Chiesa ha dovuto abbandonare l'Inquisizione? Perché nel tempo che è intercorso dal 1600 ad oggi c'è stato un cambio di valori, un cambio di percezioni nella morale collettiva, nella morale della società. Pertanto, se la Chiesa avesse voluto continuare con queste inquisizioni, sarebbe passata dalla parte del mostro, avrebbe perso
titolo, avrebbe perso credibilità, avrebbe perso valore sotto un punto di vista abbastanza generico del termine, no? Però allora tutto questo giro largo per ritornare al punto in cui eravamo partiti e dire che ma allora non è che forse questo stimabile Cartesio non è stato condizionato inconsapevolmente anche lui, perché Cartesio insisteva a calcare, no? Un po' come giustamente tutti i grandi pensatori della storia dell'umanità, questo discorso sull'incondizionabilità sotto ogni punto di vista, religioso, fisico, metafisico e sociale. Di Cartesio, beh dai no, per me è una spina nella zampa, devo togliermela, ok? Perché mi sta un po' sul cazzo Cartesio e perché lo apprezzo contemporaneamente molto? Perché allora, quando stavo leggendo questo discorso sul metodo, no? Ero arrivato quasi alla fine del libro e io leggo un po' le persone, no? Ogni volta che io leggo un pensatore che tratta l'argomento dell'esistenzialismo con particolare intelligenza libera, io lì sento e dico, un po' in base a delle statistiche che il mio cervello ha raccolto, no? Questo qui è vegetariano. Sono andato a verificare poi tutti i miei autori preferiti, no? Tutti i miei pensatori, filosofi, scienziati, effettivamente vai a scoprire che erano vegetariani. Cosa è successo allora con Cartesio? Vado a cercare su Google, sfogliando vari siti un po' autorevoli, Wikipedia, eccetera, eccetera, sì, non che Wikipedia sia autorevole, però era per dire anche Wikipedia, no? E lì vengo a scoprire che lui, è vero che era vegetariano, ma era vegetariano per salute, a lui degli animali non gliene sbatteva un cazzo, era favorevole alla vivisezione e soprattutto pensava che gli animali non avessero un'anima. Quindi, gran calma, gran calma, gran calma, non è un discorso religioso, è che dopo che tu mi spieghi cos'è l'anima, ok? Che adesso non sto a spiegarti tutta la sua interpretazione, ti invito però a leggere il libro che così capirai meglio anche tutti questi discorsi, non puoi uscirmene con il discorso che gli animali, ossia altri esseri viventi come noi, hanno semplicemente alcune parti del cervello strutturate in maniera diversa, ma cazzo sono esseri viventi come noi, quindi come può un essere intelligente e colto come te, perché insomma Cartesio aveva studiato molte materie, dalla scienza alla matematica alla metafisica, come puoi dire che un animale non ha un'anima? Cioè, ripeto, non è un discorso religioso, è proprio un discorso scientifico, razionale, logico. E quindi là mi sono cadute le braccia. Da una parte mi veniva un po' da lasciare il libro e dall'altra però me lo sono tenuto ben saldo perché lui ha caldeggiato più volte questo suo messaggio che era: attenzione, io non ho la verità in tasca, io non dico assolutamente che tutto quello che dico e penso sia vero, semplicemente racconto quello che sto vivendo, un po' come faccio io. Non ho nessuna verità in tasca, non ho nessuna conclusione, non ho nessuna scala ove posizionarmi, ove classificarmi come migliore di Tizio piuttosto che peggiore di Caio, e quindi come puoi contestare una qualsiasi cosa a chi ti dice così? È incontestabile, ragazzo mio. Non che Cartesio sia il mio pensatore preferito, però ho iniziato a dilungarmi maggiormente con Cartesio in quanto ho visto che la puntata sui libri che avevo raccontato, ma soprattutto le puntate in cui parlo di introspezione sono piaciute, anche perché insomma quando parliamo di introspezione in realtà io non ti sto raccontando nulla, non ti sto spiegando nulla, però ti sto accompagnando in certi posti dove tu, chiunque, pertanto anche tu, sei benissimo capace di scoprire da solo, di camminare da solo, di andare via sguinzagliato, ed è poi lì che scopri la vera verità, ossia inizi un attimo a ribaltare, no? Anche questa scaletta prioritaria che ti eri costruito sulle cose importanti della vita, e su questa parola tanto
tanto chiacchierata che è la libertà, perché è bello, perché vedi, sto discorso della libertà che ti ho fatto più volte, è vero, pure questo c'era sul testo di Cartesio, no? Sai che parlavamo, no? di queste coincidenze di uguaglianza di discorsi, no? Nella puntata precedente, quando si menzionava anche la leggenda della desiderata, eccetera, no? E anche lui diceva di questo senso di libertà. Cos'è questo senso di libertà? Cioè non è il solo viaggiare e fare quel cavolo che si vuole, che tra l'altro coincidenza vuole, le stesse parole sono state sfornate anche da Krishnamurti e la sera prima nel testo che avevo finito di leggere la sera prima. Quindi ci sono queste formule, questi pensieri che appartengono a tutti noi, e quindi io te li sto semplicemente facendo vedere, ma nel senso sono tuoi, no? Un po' come quando tanti anni fa, quando la gente mi diceva posso rubare sta roba, no? Quando scrivevo certe cose su Facebook, oppure bellissima qua e là, eccetera, e io dicevo guarda che secondo me, magari sbaglio, ma se a te questa cosa piace, secondo me è anche tua. Perché io sono stato solo quello che l'ha parlata, l'ha raccontata. Hai capito il giochetto? Non abbiamo analizzato questa frase iniziale. Beh, diciamo che è relativamente semplice se la si legge con calma, e ancora più semplice se si conosce tutto quello che ci sta dietro. Per quello è sempre difficile raccontare un libro in pochi minuti. Infatti anche il Cartesio era abbastanza contrario, no? Cito l'esempio, le persone che leggevano l'indice per andare direttamente alla parte che gli interessava, perché anche lui sosteneva che per arrivare a capire quella parte lì, la parte del capitolo 15, era necessario anche leggere e assimilare i 14 capitoli precedenti, perché è sulla base dei 14 capitoli precedenti che si è arrivato a costruire, a formulare nella sua interità questo 15° capitolo. Però in ogni caso, anche se dovremmo prenderla così singolarmente, lui diceva, no? Questo dopo i suoi, diciamo, esperimenti col sonno e con l'isolamento del corpo, no? Che ogni tanto ti raccontavo, no? Di questa tecnica tibetana di isolare il corpo e di staccarlo dal cervello, e lui diceva ma io mi sento vivo solo quando penso di esserlo. Da lì il famoso cogito ergo sum, il penso quindi sono, perché è collegato a sto discorso degli esperimenti del sonno, no? Perché lui dice se io non penso, spengo la mente, ok? Un po' come calleggiavano, no? Gli orientali, non esisto, non ci sono, cioè quel tempo è volato, un po' come quando dormi, no? Ok? Mentre quando sei sveglio, conscio, e pensi di esistere, cioè percepisci che esistere più che pensi di esistere. Non è che uno si sveglia la mattina e sta là a pensare io esisto, io ci sono. No. Però uno che si sveglia alla mattina si percepisce come un'entità, come un corpo, quindi sa che se lì c'è un ostacolo deve spostarsi, no? C'è un'infinità di pensieri inconsci che li puoi tradurre con il penso di esistere, hai capito? Quindi anche là poi anche lui si addentrerà nel post morte, e anche là giustamente ognuno di noi si chiederà ma allora cosa c'è dopo la morte, cosa siamo noi? Siamo il pensiero, siamo la percezione, siamo una sorta di morale, di indirizzo alla morale, o cosa siamo noi? Avremmo i ricordi, siamo i ricordi? E questo come possiamo saperlo? Io adesso non so se è vero chi ti racconta che ha fatto le esperienze post mortem, i viaggi astrali e tutto quanto, chi lo sa? Io non li ho mai provati, e quindi non avendoli provati, non che bisogna trasformare il tutto in una scienza esatta, in una scienza empirica, però comunque per quanto puoi ipotizzare una cosa, se non l'hai neanche largamente vissuta, provata, sperimentata, come puoi dire? Come puoi dire che dopo la morte c'è il Dio sulla nuvola? Come puoi dire che dopo la morte tu manterrai tutti i tuoi ricordi, no?
come puoi dire che dopo la morte tu manterrai addirittura, questo è un mio pensiero ricorrente, la percezione di te stesso, cioè il tuo ego. Perché può essere che se non mantieni i ricordi, no, è come tu prendessi una botta in testa, sai, quelle forti che ti fanno perdere la memoria come nei film, però continui sempre a essere te stesso. Se qualcuno buca questo braccio con l'ago, il dolore che ricevi dal lago lo ricevi sempre tu, sei sempre tu. Idem, se mangi una mela, il sapore, il gusto della mela lo ricevi sempre tu, anche se hai perso la memoria di tutte le mele passate che ti sei mangiato, no? Quindi vedi, dovresti pensare, come penso io, che sì è umano, e non aggiungerei altro termine al di fuori dell'umano, di pensare e sperimentare questi ragionamenti, no? Delle incognite, le incognite che non possiamo raggiungere, quali ad esempio appunto il post morte, ma se, per carità, è vero anche questa, vabbè, diciamola, se i più grandi pensatori della storia dell'umanità non ci sono arrivati, vuoi arrivarci tu? E qua è una cosa che però giustamente tu dici, ma Singano, sei sempre tu che dici attenzione, non sottovalutarti mai, no? E questo non sottovalutarti mai l'ho risentito anche qua, è una cosa incredibile, sempre sul discorso, sul metodo di Cartesio, no? Perché col svalutarsi, con il limitarsi, con il credere che uno scienziato, un professore, un patriarca sia più intelligente, più saggio, più divino di te, tu ti abbassi e ti precludi la possibilità di essere quel che tu pensi di non poter mai essere. È bellissimo farsi compagnia con questi discorsi, perché ripeto, non sono proprio discorsi, ossia un tramandare informazioni, ma è un viaggiare assieme, perché io so che quando tu mi starai ascoltando, soprattutto quando io metto giù degli interrogativi piuttosto che delle affermazioni, tu inizierai a viaggiare e a sperimentare con la tua mente, e se ciò non dovesse avvenire nell'immediato presente, come è già stato spiegato in passato e anche prima, oppure nella puntata precedente, adesso dipende come taglierò queste cose, sai che tutto viene immagazzinato all'interno del tuo cervello, per quanto tu non te ne renda conto. Quindi nasceranno dei futuri pensieri grazie a questi viaggetti che noi ci stiamo facendo all'interno della nostra mente, all'interno di noi stessi. Quindi stavolta abbiamo cagato fuori dal vaso, oltre a puntinarti il Veneto e l'Europa, qua siamo andati a puntinare qualche milione di anni luce più distante. Eccolo!